Merci beaucoup, chers collègues. Nous passons à présent au vote sur la demande de décision d'urgence. Qui est pour? Qui est contre? Chi si abstient? La demande de décision est approuvée. Via libera a larghissima maggioranza la procedura d'urgenza sulla revisione della protezione del lupo. Alle 12, dopo l'ultimo appello contrario alla modifica della direttiva Habitat, i deputati hanno detto sì e già giovedì sarà votata la proposta della Commissione europea sul declassamento da specie rigorosamente protetta a protetta. Immediata la soddisfazione dell'europarlamentare di Forza Italia PPE Flavio Tosi, che parla di una svolta storica per la montagna, la pianura e gli allevatori. Nelle stesse ore anche a Roma, in Commissione Agricoltura al Senato, è arrivato l'ok alla risoluzione sulla direttiva europea. Un primo passo fondamentale per la gestione di quella che è ed è stata una delle questioni più problematiche ormai non solo più per gli allevatori e gli operatori della montagna, ma anche per l'intera società. Un primo passo, afferma De Carlo, a cui dovranno seguirne altri per adattare la normativa nazionale e far vincere alle regioni quella timidezza che fino ad ora ha frenato la soluzione di un problema non più procrastinabile, aggiunge il parlamentare di Fratelli d'Italia. Operatori della montagna, allevatori e agricoltori vanno supportati con fatti concreti e non più solo a parole. Oggi finalmente si gettano le basi per la gestione e quindi soluzione del problema lupo e sono particolarmente orgoglioso che la Commissione abbia raccolto un consenso che va oltre la maggioranza. In Commissione si è astenuto il PD, contrario il Movimento 5 Stelle. Ora occhi puntati a Bruxelles per un 8 maggio che potrebbe rappresentare, come detto, una svolta storica. L'indirizzo politico dell'Eurocamera pare già scontato.